Signori, buonasera. Con i 7 concorrenti di questa sera si concludono le prove eliminatorie. Al termine, la giuria si riunirà per decidere gli ammessi alle prove semifinali. Al termine della riunione, la graduatoria con i risultati verrà esposta sul cancello della sede dell'Associazione Rodolfo Lipizer, in via Don Bosco 91, e nell'atrio dell'Auditorium di via Roma. Ricordiamo al pubblico che a causa del numero elevato dei concorrenti i brani musicali sono stati ridotti di lunghezza. A questo punto è doveroso un ringraziamento all'infaticabile giuria così composta: presidente il compositore italiano Fernando Sulpizzi e gli illustri membri Carlo Chiarappa, Italia, Nestor Heidler, Argentina, Takumi Kubota, Giappone, Wolfgang Marschner, Germania, Yerken Murzagaliev, Kazakistan ed Evangelon Papadimitris, Albania. Vogliamo fare un applauso. Passo quindi ad annunciare il primo concorrente della serata, Zelalmazidis Arsenis, anni 21, nazionalità russa, cittadinanza russa greca. Eseguirà nell'ordine di Johann Sebastian Bach, Ciaccona dalla seconda partita in re minore, di Wolfgang Amadeus Mozart, concerto in sol maggiore KV 216, primo movimento e cadenza di Oistrakh, di Rodolfo Lipizer, dallo studio numero 18, variazioni allegro, comodo e allegro sostenuto dalla tecnica superiore del violino, pianista Inga Zetzer.